Quasi 450 kg di pesce sequestrato, 13.000 euro di sanzioni inflitte e una denuncia penale. Nei guai commercianti e ristoratori del Tigullio. Sono questi in sintesi i risultati di un'operazione di controllo sulla filiera ittica condotta dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure. L'attività, che si è sviluppata nella prima settimana di ottobre, si inquadra in un più ampio contesto regionale perché disposta su tutta la Liguria. Le verifiche hanno riguardato le città di costa, ma non hanno risparmiato l'entroterra. Tra le violazioni emerge il tentativo di frode di un ristoratore di Rapallo che nel menù proponeva ai propri clienti prodotti congelati come fossero freschi e spacciava tonno pinna gialla per il più costoso e pregiato tonno rosso. L'uomo è stato denunciato e il pesce sequestrato. Sempre a Rapallo, altri 2 ristoratori sono stati trovati privi della documentazione necessaria ad attestare la provenienza del pescato detenuto nei locali. I 2 esercizi sono stati multati per 3.000 euro, sequestrato in totale circa 15 kg di pescato, probabilmente frutto di pesca di frodo. Per la stessa motivazione, ossia la mancanza dei documenti sulla provenienza del pesce, la Guardia Costiera di Lavagna e di Chiavari ha multato per 1.500 euro il responsabile di un centro della grande distribuzione dell'entroterra. L'uomo aveva messo in vendita del pesce fresco, del quale non è stato in grado di dimostrare la tracciabilità. In questo caso sono stati sequestrati 415 kg di prodotti ittici, tra cui astici, altri crostacei, mitili, tonno, molluschi, pesce spada, orate e così via. Poi c'è il caso di prodotti scaduti ma mantenuti in vendita, come è accaduto in 3 negozi di Santa Margherita Ligure. I responsabili hanno ricevuto ciascuno una sanzione da 2.000 euro per non aver rispettato le procedure di ritiro e smaltimento. Multato anche un ristoratore del posto per non aver rispettato le norme in materia di rilevazione periodica della temperatura della cella frigo. In mare, infine, al largo di Lavagna, sono stati sequestrati ad ignoti attrezzi da pesca irregolari perché non segnalati.